pronti. Allora, intanto io vorrei ringraziare la cooperativa Lariso che ci ha accolto in questa bellissima struttura. Chiacchieravo con qualche docente nuorese, diceva che non conosceva il CESP, quindi è un'occasione anche per conoscere questa bellissima struttura, secondo me è una delle migliori del territorio. Allora, intanto ringraziamenti a chi ha finanziato il progetto, la DG Regio della Commissione Europea che interverrà e poi Claudia Sede insomma presenterà i vari soggetti, il Comune di Nuoro, l'assessore Filippo Spanu che non è ancora qui però sta per arrivare, Europe Direct e Salvatore Boedo che invece farà un intervento, sono i partner del progetto. Un ringraziamento particolare al Comune di Olollai, abbiamo qui il sindaco Francesco Columbo, il Comune di Seulo Enrico Murgia, perché è un progetto che ha abbracciato il Comune di Nuoro, Olollai e Seulo. E chiaramente non a caso, perché voi sapete che esistono le barbagge, non si parla molto di barbagge, Barbaggia di Seulo, Barbaggia di Belvì, Barbaggia di Olollai e via dicendo, quindi le capitali delle barbagge che sono Seulo sono rientrate a far parte del progetto che poi Claudia entrerà nel progetto. Focchi ha fatto parte di tutto il lavoro e poi un ringraziamento speciale particolare ai ragazzi del liceo classico Asproni. Intanto ringraziamo il preside Antonio Fadda che mi ha mandato un WhatsApp stamattina dicendo che avrei fatto il possibile per essere presente, i due docenti che mi hanno accompagnato e i ragazzi. Peraltro sono gli stessi ragazzi che hanno partecipato ai laboratori che abbiamo portato dentro la scuola. Quindi do la parola adesso a Claudia Sedda che entrerà nel merito del progetto e racconterà che cosa è successo in quest'anno di attività. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio Valeria. Io farò due interventi. Il primo, molto generico e generale, che è mirato a presentare il progetto in maniera molto generale e generica, è la scaletta degli interventi di oggi, e il secondo, dopo gli interventi, un po' più specifico, che ha invece l'obiettivo di presentare i risultati del progetto che ormai giunge al termine. Questo infatti è l'evento di presentazione finale dei risultati. Allora, intanto voi studenti lo sapete già perché abbiamo organizzato alcuni incontri anche con voi, con gli studenti del liceo classico Giorgio Asproni di Nuoro. Vi devo dire due cose sulla politica di coesione, che poi approfondiranno anche i relatori che interverranno, e sul progetto Jacopo. L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce il principio di coesione economica, sociale e geografica, ovvero si impegna a ridurre il divario tra regioni meno sviluppate e regioni più sviluppate, con una particolare attenzione verso le aree rurali e le aree che comunque sono marginali anche dal punto di vista geografico. Il nostro territorio, il territorio della Barbaggia di Olollai, di Belvì, di Seulo, tutto il Nuorese, tutto il centro Sardegna è indubbiamente un'area svantaggiata. Quindi fondamentalmente l'impegno dell'Unione Europea è teso a ridurre questo gap, questo divario e dare le stesse opportunità a tutti i cittadini dell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che questi vivano a Parigi oppure a Seulo o Olollai. Quindi questo è l'obiettivo della politica di coesione. E il nostro progetto, il progetto Jacopo, Youth in Action for Cohesion Policy, è nato proprio per intanto coinvolgere e sensibilizzare i giovani, e soprattutto i giovani del centro Sardegna, del Nuorese, nel monitoraggio della politica di coesione 2014-2020 e nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della politica di coesione 2021-2027. Vi spiegherò successivamente, quindi entrerò nel merito delle singole azioni, delle singole attività che sono state svolte e dei risultati, quindi fornendo anche alcuni indicatori, però prima vi presenterò e ringrazio anche contestualmente i relatori di oggi. Intanto ringrazio Valeria Sanna, la socia fondatrice di Malik, insieme a Laura Pisu che oggi è qua presente, che hanno partecipato attivamente ovviamente all'implementazione e all'attuazione del progetto, così come Julita Poppa che ci segue da dietro le quinte, però ha fatto un ottimo lavoro anche con la comunicazione e la disseminazione dei risultati, e Barbara Cadeddu che oggi non è potuta essere presente.
Ringrazio, e tra un po' darò loro spazio, Francesco Amodeo ed Eleonora Fiorello, che sono Policy Officer e Programma Assistant della DG Regio della Commissione Europea, ovvero della Direzione Generale delle Politiche Regionali e Urbane. Ringrazio Elena Catte, che interverrà successivamente, la responsabile del piano di comunicazione del PORFES Sardegna, fa parte del centro di programmazione regionale della regione Sardegna. Graziano Milia, che purtroppo non potrà essere presente, però è l'addetto alla responsabile della comunicazione della Fondazione di Sardegna, che porta i suoi saluti a nome della Fondazione. Filippo Spanu, che ci raggiungerà a breve, è l'assessore alla programmazione e la politica europea di coesione del Comune di Nuoro. Enrico Murgia, che invece è qua presente, interverrà a breve, sindaco di Seula. Francesco Columbo, il sindaco di Ololai, anche lui è qua presente e interverrà a breve. Salvatore Boidu, che è il responsabile del Centro Europeo di Informazione dell'EDIC e dell'Europe Direct di Nuoro, del Comune di Nuoro. Antonio Fadda, il dirigente scolastico del liceo classico Giorgio Asproni, che comunque spera di raggiungerci più tardi. E poi ovviamente Daniele Gizzi, che interverrà in rappresentanza e rappresentazione della Focus Europe, dell'associazione della Homeless Focus Europe, Giuseppe Cappai e Fabio Rocuzzo, che non saranno presenti, però abbiamo avuto modo di avere un loro intervento nell'evento di presentazione online del 25 marzo. E poi ringrazio anche Francesca Raimondi, anche lei non può essere presente, però ci siamo sentite ieri, quindi ha chiesto di essere ovviamente aggiornata sui risultati del progetto, e speriamo comunque di accoglierla e di ospitarla anche in altre occasioni. Io inizierei subito. Ringrazio, scusate, ho dimenticato, l'ha detto Valeria, però ci tengo comunque a ribadirlo, anche Silvio Binu e Salvatore Sanna della cooperativa Lariso. Anche loro purtroppo oggi non potranno essere presenti, però questo incontro e altri eventi, altri laboratori sono stati anche inseriti all'interno del Festival dell'Innovazione Sociale organizzato dalla Lariso, dalla cooperativa Lariso e del Comune di Nuoro. Quindi il primo intervento chiederei a questo punto a Iulita di chiedere a Francesco Amodeo della DG Regio della Commissione Europea di intervenire do la parola a questo punto a Francesco Amodeo e intanto vi ringrazio. Più tardi vi presenterò i risultati. Grazie. Ciao Claudia, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito a nome di tutti i colleghi della DG Regio. È un piacere essere, anche se virtualmente, con voi in Sardegna. Purtroppo la situazione qua col Covid non sta andando molto bene, quindi dobbiamo stare il più del tempo a casa, anche se vaccinati. Volevo fare una piccola premessa per cominciare. Oggi vorrei spiegare un pochettino perché noi abbiamo voluto finanziare questo progetto e progetti simili a quelli portati avanti da Malik. Si parla oggi tantissimo del futuro dell'Europa, della partecipazione di tutti i cittadini a quello che deve fare l'Unione Europea. Ci sono due aree in cui penso che in particolare i cittadini hanno qualcosa di importante da dire, a parte ovviamente la partecipazione alle votazioni comunali, regionali, nazionali, europee, in cui possono partecipare alla vita democratica dell'Unione Europea. Sicuramente quello della preparazione delle leggi, di regolamenti, leggi comunali e regionali, è una parte in cui tutti i cittadini, giovani e non meno giovani, possono partecipare. Un altro aspetto che forse è un po' dimenticato è quello della politica di coesione e in generale la politica degli investimenti pubblici. Sono investimenti che hanno un impatto sulla nostra vita per molti anni. I fondi sono sempre limitati, non abbiamo mai soldi sufficienti per fare tutto quello che vorremmo, quindi bisogna scegliere quello che fare. E quando queste scelte sono condivise, i risultati sono sempre migliori perché si tengono in considerazione diversi punti di vista e diversi bisogni. Quindi la politica di coesione, che è appunto, come ha detto Claudia, ha l'obiettivo di una crescita armonica in tutti i territori dell'Unione Europea, è una politica che ha bisogno della partecipazione di tutti. Quando pensiamo alla politica di investimento, in effetti la cosa che vediamo molto spesso è che c'è una valutazione dell'impatto, cioè un'autorità o un ente pubblico che è responsabile
molto probabilmente è abituato e sa ben fare la valutazione, vedere, ok, io ho fatto questo investimento, qual è l'impatto che ho avuto. E questo penso che le procedure, i metodi che le autorità sono responsabili sono ben capaci di gestirle. Un altro aspetto dove si sta migliorando tantissimo è la trasparenza. Voi avete modo, accesso alle informazioni su come si spendono i soldi, dove vanno i soldi, molto più facilmente che parecchi anni fa. Internet e la digitalizzazione aiuta in questo, ma non è soltanto il mezzo, è anche il come l'informazione è data. E c'è uno sforzo da parte delle autorità pubbliche a informare, a meglio informare tutti i giovani, addetti e non addetti ai lavori, quindi adattando il linguaggio rispetto a chi deve sentire, a chi deve essere capace di comprendere la terminologia. Claudia ha menzionato un articolo specifico del trattato, non so se quanti di voi abbiano letto il trattato sull'Unione e il funzionamento dell'Unione Europea. Magari la stessa informazione detta in modo più semplice raggiunge persone che non hanno letto il trattato. Ma c'è un altro aspetto, abbiamo parlato della valutazione delle politiche, abbiamo parlato della trasparenza, la partecipazione. La partecipazione è probabilmente la cosa più importante che però si fa il meno. Partecipare, come detto precedentemente, è la cosa più importante. Quando autorità e cittadini, quindi coloro che devono beneficiare alla fine di tutti questi investimenti, partecipano attivamente a come spendere i soldi, come spendere i fondi provenienti dall'Unione Europea, provenienti dalla Regione Sardegna, provenienti dal governo. Quindi è un'attività importantissima. Purtroppo c'è poca esperienza e bisogna imparare facendo. E per questo motivo l'anno scorso abbiamo fatto una conferenza per parlare di queste cose e abbiamo lanciato 2 iniziative. Un'iniziativa è quella di cui questo progetto fa parte, è indirizzata a tutta la società civile per promuovere nuove forme di partecipazione con i cittadini. Molti di questi progetti riguardano i giovani, come in questo caso. Le forme sono molto diverse perché nella società civile c'è molta innovazione, molto dinamismo, quindi vediamo cose nuove e interessanti che potrebbero essere replicate da altri attori. Infatti ci sono molti scambi fra i progetti stessi per imparare a vicenda. E l'altro invece è stato indirizzato alle autorità perché esse stesse provino a sperimentare nuove forme di partecipazione. Uno di questi progetti che vorrei menzionare perché ha in qualche senso un legame col vostro territorio. Questo progetto si svolge in Cantabria, che è una delle più piccole regioni in Spagna, e più precisamente in una delle province di Cantabria che si chiama Besaia, un'area di 9.000 abitanti, comprese aree agricole, aree urbane. E loro quello che hanno fatto molto interessante, hanno creato un panel di cittadini per ascoltare i cittadini, informarli, spiegargli cos'è la politica di coesione e fare delle raccomandazioni. Quindi questo è stato un esercizio molto complicato che ha richiesto sforzi notevoli da una piccola amministrazione come quella della Cantabria, però alla fine ha avuto dei grandi risultati. Tutto questo per dirvi che continuate a lavorare su questa strada iniziata quest'anno con Malik. È molto importante che voi partecipiate, voi giovani, a definire quali sono i bisogni e come si devono fare le politiche nel futuro, perché sono le politiche che vi riguarderanno nel domani e dopodomani. Quindi il mio invito è a Malik di continuare nel suo lavoro e alle autorità che le hanno assistite, con cui ha cooperato, di continuare questa cooperazione. È uno sforzo in più perché questo richiede di adattare le proprie bisogni a nuovi modi di partecipazione, nuovi processi, però alla fine è qualcosa che noi tutti ne beneficiamo. Quindi io vi auguro di continuare perché ancora un altro motivo per continuare, il 2022 è l'anno dedicato ai giovani e questo è secondo me un esempio molto pratico in cui voi potete dimostrare che partecipate in modo concreto al disegnare il futuro dell'Europa. Un caro saluto e a presto.
Grazie mille Francesco, grazie per il tuo intervento. A questo punto darei la parola a Elena Catte, che come ho già anticipato è la responsabile del piano di comunicazione del POR FESR della regione Sardegna e fa parte anche del centro regionale, del centro di programmazione regionale. Chiederei a Elena di illustrarci il lavoro che sta svolgendo il CRP in questo periodo, in questi faticosi che ha svolto i mesi scorsi, a che punto è la programmazione della Regione Sardegna e ovviamente chiediamo di fare un saluto. Grazie Elena. Elena, non ti sentiamo. Eccomi qua, grazie di nuovo, ben trovati a tutti. Questo per noi è un progetto molto interessante perché, come diceva giustamente Francesco Amodeo, anche noi siamo alla ricerca di nuove forme per coinvolgere la società civile, quindi guardiamo a questo progetto come una fase, insomma, un progetto pilota che in prospettiva potrà essere replicato su altra base territoriale. Perché siamo anche noi in questa fase in cui stiamo raccogliendo le idee e scrivendo il nuovo programma per la politica di coesione del 21-27, lato FESR. Questo è il mio ambito, il nostro ambito di intervento in questo momento. Abbiamo diciamo già messo in campo alcune attività che aperte anche alla società civile nel primo confronto partenariale che è stato un confronto molto ampio rispetto alla programmazione 21-27 perché era volta in realtà era sotto la cornice dello sviluppo sostenibile, quindi con obiettivo 2030. In questo ambito abbiamo organizzato 7 seminari, sempre ovviamente con tecnologia web, quindi aperti a tutti. Abbiamo avuto una grossa partecipazione della società civile. Certo va sicuramente strutturata meglio, orientata meglio, perché noi ovviamente abbiamo grande dimestichezza del governo, del confronto con le istituzioni. È in corso proprio in questi giorni e si svolgerà la settimana prossima un incontro con tutte le unioni dei comuni della Sardegna, sia quelle che già partecipano alla progettazione territoriale che a quelle che sono potenzialmente interessate, proprio per raccogliere i fabbisogni e valutare insomma come inserirli nel nuovo programma che stiamo scrivendo. C'è da dire che ci rendiamo conto che, come si diceva anche prima, la partecipazione non è facile sia dal lato organizzativo che anche dal lato, diciamo, dei partecipanti. C'è bisogno di quantomeno condividere lo stesso linguaggio e avere chiari gli obiettivi e la costruzione, diciamo, regolamentare nel quale ci si muove. Proprio per questo è partito ugualmente qualche mese fa, è stato presentato il 18 novembre, un percorso di miglioramento delle competenze rivolto a tutte le autorità, a tutti gli enti locali della Sardegna per affrontare e condividere le informazioni sia su una nuova programmazione comunitaria che su alcuni temi specifici che generalmente, diciamo, hanno un grosso impatto sulla programmazione e l'attuazione delle attività, come gli aiuti, il bilancio o mi viene ancora in mente il sistema degli appalti. In tutto questo non dimentichiamoci del ruolo attivo che comunque i ragazzi, come dicevo, come si diceva prima, noi ci aspettiamo che abbiano, nel senso che tutto questo lavoro ovviamente poi è un lavoro rivolto a migliorare anche la qualità di vita loro, quindi ci aspettiamo che non solo partecipano nelle modalità diciamo più legislativamente definite, quindi con le votazioni, la partecipazione al voto quando sarà il loro momento, ma io mi aspetto anche che più che mi aspetto, vorrei vedere in loro
i soggetti del monitoraggio attivo. Noi abbiamo bisogno che dopo che abbiamo raccolto le idee e le stiamo mettendo in campo, qualcuno ci dica se sta andando avanti bene, se non sta andando avanti, serve, non serve. E per questo noi, come con la nostra diciamo, strategia di comunicazione, sosteniamo il monitoraggio civico che è incardinato, espresso dal percorso ASOC Sardegna a scuola di Open Coesione, sul quale non spendo altre parole perché immagino che il collega dell'EDIC che interverrà più tardi vi racconterà. Però insomma anche noi abbiamo tanta carne al fuoco per la nuova programmazione sotto la voce anche partecipazione. Stiamo investendo tanto nelle comunità di pratiche, ma anche appunto nelle comunità di progetto, da cui ci aspettiamo insomma grandi risultati in termini sia di programmazione che poi di attuazione, perché come giustamente ricordava prima Amadeo, se la programmazione è condivisa, l'attuazione poi è molto più semplice. Grazie. Aspetto di vedere i risultati, sono curiosissima, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Grazie a te Elena, e ancora un po' di pazienza e poi anche tu vedrai, così come la platea, come tutta la platea, i risultati del nostro progetto. Allora, grazie per l'intervento ancora e mentre aspettiamo Filippo Spano, che dovrebbe essere qua a breve, io chiederei a Enrico Murgia di fare un saluto e di parlarci. Enrico Murgia, ricordo. Buongiorno a tutti, tolgo la mascherina perché ho già difficoltà a respirare, figuriamoci a parlare. Ma intanto ringrazio Malik e chi è intervenuto per aver in qualche modo delineato il quadro dei giovani e della politica di coesione. Abbiamo già partecipato a diversi incontri, l'obiettivo è quello di far sì che anche le nostre piccole comunità, e sono sicuro che non tutti voi conoscono il paese di Seulo, che si trova, come dire, nell'incrocio tra diverse regioni ambientali, all'interno della Barbagia, però tra il Sarcidano, l'Ogliastra e il Mandrolisai, alle spalle del Gennarginto rispetto a questa. È un piccolo paese di 800 abitanti, ha bisogno di queste politiche. Perché? Perché si deve sentire più europeo e quindi per sentirsi europeo abbiamo bisogno di avere uguali opportunità rispetto agli altri cittadini europei. E in questo ci viene incontro l'Europa con i fondi strutturali che ci consentono magari di risolvere un problema critico che è quello della viabilità. Ma non è che abbiamo bisogno di autostrade. Oggi la vera autostrada di cui ha bisogno un paese piccolo come il mio, ma anche come Ollollai e Belvì, che sono le altre due capitali storiche della Barbagia, magari è l'autostrada della connettività, cioè abbiamo bisogno di fibra e in realtà ce l'abbiamo e grazie magari a questa fibra è uno degli micro aspetti positivi di questa pandemia bastarda che ci sta è che si è visto che nei paesi c'è la possibilità di una nuova umanità, non più quindi le grandi metropoli con le loro problematiche di periferia eccetera, ma forse nei paesi c'è una qualità della vita che va indagata. Molti di noi, io compreso, abbiamo scelto di vivere dopo aver vissuto anche in altri contesti, in contesti urbani, certo non in contesti come può essere la periferia parigina o il centro Berlino o altre realtà, però Cagliari, Roma, Torino, e poi scegli invece di vivere in un paese piccolo. Ecco, so e mi fa piacere che forse la pandemia ha iniziato in qualche modo
a far ragionare in questo senso. Le politiche di coesione sono invece uno strumento che ci consente di connetterci con l'Europa, avere le stesse opportunità, e benvengano anche, come dire, gli amministratori e le associazioni che in qualche modo ci aiutano a renderci conto di queste opportunità. Grazie mille. Grazie mille Enrico. Chiederei a Francesco Columbu, il sindaco di Olollai, di intervenire. Grazie. Salve a tutti, saluto i ragazzi, saluto Valeria, Sanna e Claudia, che ci hanno un po' sopportato perché noi sindaci siamo sempre impegnati, quindi anche seguire tutti i progetti che abbiamo a volte ci crea qualche difficoltà, e quindi mi devo scusare anche con voi. Insomma, questi progetti sono molto importanti per il nostro territorio. Molte persone non ci credono perché li vedono come molto distanti dalle nostre realtà, li vedono come un qualcosa che non arriverà mai, come un qualcosa che arriverà fra 20 anni. Invece siamo già lì, sono già arrivati. Naturalmente noi dobbiamo puntare sulla connettività. Noi per esempio l'anno scorso avevamo già l'ok per la fibra in paese e ci hanno detto domani mattina vi allacciamo la fibra, e invece domani mattina si è passato un anno e ancora questa fibra non c'è ancora, quindi qualche problema insomma ce l'abbiamo. E poi vorrei dire una cosa importante a quegli amministratori che molte volte mentre siamo lì che parliamo dicono sempre ma sai, noi siamo giovani dentro. Siamo giovani dentro. A me questa frase mi piace. Anch'io sono giovane dentro, ma i giovani sono giovani e noi abbiamo un'altra età. Quindi questo spazio spetta ai giovani, inutile che stiamo lì a girarci intorno. Io questa frase non la voglio sentire, non mi piace, che non me ne vogliate, ma i giovani hanno un'altra visione del mondo. E noi dobbiamo capire che sono loro i protagonisti del futuro. Ci sono tanti progetti che si fanno riferimento all'Unione Europea, al Parlamento italiano, e noi dobbiamo agganciare tutto quanto, agganciare questi progetti, iniziando a pensare anche ad altre strade. Noi viviamo come Seulo, viviamo ai margini delle società, viviamo alla periferia, in periferia, quindi dovremmo organizzarci, avremo modo di organizzarci e di portare avanti tanti progetti. Con sicuro ne abbiamo già qualcuno in corso e niente, ci sarà molto da lavorare. I progetti del programma di finanziamenti europei stanno andando avanti, ma c'è bisogno della collaborazione di tutti, insomma. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Valeria, ringrazio Claudia. Grazie. Allora, grazie mille Francesco. Allora, Filippo Spano non è ancora arrivato. Prima di dare la parola a Salvatore e a Daniele, e poi speriamo anche che nel frattempo arrivi anche Filippo, vorrei iniziare a presentarvi finalmente i risultati che, tra l'altro, il centro di programmazione regionale avrà anche in versione integrale tra pochissimi giorni, perché uno degli obiettivi di questo progetto è coinvolgere i giovani e gli amministratori locali del Centro Sardegna nelle politiche di coesione, e lo faremo realmente, ovvero noi consegneremo, ci siamo impegnati a consegnare al CRP i risultati delle nostre attività, quindi sia dei questionari di cui a breve vi parlerò, che degli incontri territoriali che sono stati realizzati con i giovani del Centro Sardegna, con gli amministratori locali e anche con gli studenti. Anche se sappiamo che è attivo il progetto di cui parlava Elena Catte a Scuola di Open Coesione, e che qua a Nuoro è molto conosciuto e molto attivo, quindi abbiamo preferito scegliere contesti più informali e meno formali rispetto a quello scolastico, dove tuttavia siamo voluti intervenire. Allora, iniziamo
a parlare del progetto. Allora, come vi ho già anticipato, l'obiettivo di questo progetto era coinvolgere i giovani. Il titolo infatti è Gioventù in azione per la politica di coesione. Poi abbiamo qua gli studenti del liceo classico, però di indirizzo linguistico in realtà non avrebbero neanche bisogno della traduzione, sia nel monitoraggio della politica di coesione che sta per concludersi, sia nella elaborazione e nell'attuazione della politica di coesione che sta iniziando adesso. Come ha già detto Valeria, il progetto è stato finanziato dalla DG Regio e dalla Commissione Europea nell'ambito di un bando mirato al sostegno e al coinvolgimento dei cittadini all'attuazione della politica di coesione, che finanziava le azioni, i progetti della società civile, quindi non delle pubbliche amministrazioni, ma delle associazioni, dei giovani, della comunità dei cittadini stessi, per coinvolgere altri cittadini. Ci tengo a precisare che questo è stato l'unico, insieme ad altri 14 progetti su 76 progetti ammissibili, ad essere scelto dalla Commissione Europea e dalla DG Regio, e noi siamo onorati e felicissimi di questo. È stato il progetto realizzato anche grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e dei comuni di Nuoro, di Seulo e di Ololai. Allora, le attività che abbiamo realizzato. Intanto l'obiettivo di questa attività era quello di creare nuove azioni di progetti innovativi a sostegno proprio del coinvolgimento, ed in particolare giovani con età compresa tra i 15 e i 34 anni, quindi quello era il nostro target specifico. E le diverse attività che sono state realizzate sono indubbiamente, siamo partiti da una somministrazione dei questionari di cui vi parlerò, abbiamo realizzato incontri di cittadinanza europea con i giovani ma anche con gli amministratori, e poi dato che uno dei problemi principali per i giovani con i quali ci siamo confrontati, perché Malik è un'associazione molto attiva nel centro Sardegna, e quindi abbiamo avuto modo anche, quando abbiamo scritto il progetto, di confrontarci con i giovani, e tutti ci dicevano il linguaggio è troppo complesso, vengono utilizzati troppi acronimi, è un linguaggio molto distaccato, noi la vediamo come una cosa lontana e complicata, e quindi abbiamo voluto utilizzare lo strumento che è quello del contest fotografico, il concorso per la creazione di video contest, per coinvolgere i giovani. E poi abbiamo realizzato anche incontri territoriali di progettazione. Però da dove siamo partiti? Siamo partiti dal logo, e il logo è stato creato da una giovane. È stata creata da una giovane come Esther, che poco fa ha parlato della sua esperienza di volontaria europea a Gavoi da ben 8 mesi, anzi 9. La ragazza che ha realizzato il logo si chiama Silvia Laia, ha trascorso 12 mesi a Gavoi, ospite dell'associazione Malik, grazie a un progetto di solidarietà, del Corpo Europeo di Solidarietà, che si intitola Wings to Fly. Tra l'altro ha dovuto fare il lockdown e la quarantena a Gavoi, e lei è di Madrid, ha realizzato questo logo che, come potete vedere, rappresenta, intanto include al suo interno i colori dell'Unione Europea, ossia il blu e le stelline gialle, e rappresenta il supporto proprio che noi, società civile, noi associazioni, ma anche le amministrazioni locali, vogliono dare ai giovani nel loro percorso di sviluppo e di apprendimento continuo, nel loro percorso di partecipazione attiva e di cittadinanza attiva, non soltanto nell'ambito della politica di coesione, ma anche nell'ambito della vita della propria comunità, perché questo è un problema che spesso abbiamo riscontrato, come vedremo dai risultati del questionario. Il 25 marzo abbiamo presentato il progetto online per motivi dovuti alle restrizioni anti-Covid. L'evento di presentazione è stato quindi trasmesso in streaming, in live streaming come quello di oggi, anche se oggi abbiamo potuto organizzare un evento misto, in parte in presenza. Qua sono presenti infatti circa 40 persone, studenti prevalentemente, ma anche amministratori. E a questo evento hanno partecipato anche Francesca Raimondi per la DG Regio e Bruno Cortese per la DG Employment della Commissione Europea. Abbiamo raggiunto 1420 persone, 582 visualizzazioni, e poi abbiamo avuto ovviamente anche delle reazioni. Questi sono gli indicatori che la DG Regio e il centro di programmazione regionale troveranno nel report finale del progetto. Però l'azione, diciamo, più importante è stata la predisposizione e la somministrazione di
questionari rivolti ai giovani. Abbiamo preferito creare 2 diversi questionari, uno rivolto ai giovani e l'altro rivolto agli amministratori, quindi sia politici, decision makers, che funzionari di questi comuni del centro Sardegna. L'obiettivo era, appunto, per quanto riguarda il questionario giovani, incentivare una maggiore consapevolezza sul loro ruolo attivo e sul loro potenziale anche ruolo nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche di coesione. Invece quello del somministrato agli amministratori era far conoscere meglio le sfide e i problemi degli amministratori della Sardegna. Allora, ai questionari che comunque abbiamo somministrato ai giovani hanno risposto ben 206 persone, quindi 206 giovani hanno risposto ai questionari, mentre per quanto riguarda quelli somministrati agli amministratori abbiamo avuto in totale 26 risposte. In queste infografiche, che poi ovviamente sono state diffuse tramite il blog e tutti gli strumenti di comunicazione che sono stati utilizzati all'interno di questo progetto e che invieremo e trasmetteremo sia al CRP che alla Commissione europea, sono sintetizzati i principali indicatori, i principali risultati, però io mi soffermerei su questi. Allora, intanto il questionario che abbiamo voluto somministrare agli amministratori, ad un certo punto abbiamo chiesto, oltre ovviamente ai dati anagrafici, quindi anche il titolo di studio e altre informazioni sul loro status, abbiamo chiesto: conosce la politica di coesione europea e le opportunità di finanziamento offerte dalle pubbliche amministrazioni e ai cittadini attraverso i PON e i POR? Il 23,1% degli amministratori ha risposto no, il 76,9% tuttavia ha risposto sì. Mentre quando abbiamo chiesto agli amministratori se il loro sito istituzionale, il sito istituzionale dell'ente ha un link o una sezione specifica dedicata alle opportunità offerte dalla politica di coesione dei fondi strutturali di investimento, l'84,6% ha risposto no e il 15,4% ha risposto sì. Quando abbiamo chiesto se l'ente ha uno sportello che fornisce informazioni ai cittadini sulle opportunità della politica di coesione dei fondi strutturali di investimento, il 65,4% ha risposto no e il 34,6% ha risposto sì. Poi ovviamente noi metteremo a disposizione l'analisi completa, il report, il riepilogo completo di tutte le domande che abbiamo inserito all'interno di questo questionario, che sono tante. E poi quando abbiamo chiesto, a proposito di formazione, Elena Catte parlava di formazione, di un programma di formazione da fare agli amministratori, abbiamo chiesto loro se sono favorevoli all'organizzazione di giornate di formazione e di aggiornamento sulla politica di coesione e sugli obiettivi di sviluppo regionale. Il 96,2% ha risposto sì. Quindi c'è consapevolezza sulla necessità di formazione, non soltanto per i giovani, adesso vediamo quello per i giovani, ma anche e soprattutto per gli amministratori e quindi speriamo che la Regione, anche se credo che sia già previsto, che sia già in programma, preveda all'interno delle azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento anche percorsi di formazione rivolti agli amministratori, quindi sia ai politici che ai funzionari. Per quanto riguarda invece gli indicatori che vorrei evidenziare relativamente al questionario che abbiamo somministrato ai giovani, è interessante che alla domanda "sei interessato alla vita politica e pubblica del tuo paese, regione della tua città?", il 51%, quindi la maggioranza, ha risposto abbastanza. Il 31,1% ha risposto poco e solo il 15,5% ha risposto molto. Questo è un problema che noi abbiamo riscontrato in tutti i nostri progetti, è veramente molto difficile anche coinvolgere attivamente i giovani e infatti tutte le azioni, le nostre azioni, le azioni dell'associazione Malik, ma anche degli enti partner sono volte al coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani nella politica, nella vita politica e pubblica non soltanto del proprio paese ma anche della propria regione e in generale anche dell'Unione Europea. Tuttavia, quando abbiamo chiesto ai giovani se fossero interessati alla politica europea, il 36,4% ha risposto abbastanza, il 43,2% ha risposto poco, e questi stiamo parlando di 206 risposte che non sono poche, e soltanto il 15,5% ha risposto molto. Abbiamo chiesto loro anche in che misura si considerano cittadini dell'Unione Europea e il 39,3% ha risposto abbastanza,
il 19,9% ha risposto a poco, però il 36,4% ha risposto molto. Abbiamo chiesto loro se hanno mai sentito parlare della politica di coesione europea e del Fondo europeo di sviluppo regionale e il 62,1% ha risposto no, quindi la maggior parte dei giovani non ha mai sentito parlare di politica di coesione, mentre il 37,9% ha risposto sì. È interessante anche la risposta che hanno dato alla domanda: hai mai usufruito delle attività finanziate dalle politiche di coesione? Perché il 75,6% ha risposto no e il 24,4% ha risposto sì. Ora, probabilmente è verosimile che loro abbiano beneficiato di attività, dei contributi dell'Unione Europea e dei fondi strutturali di investimento, però probabilmente non erano consapevoli, quindi non sapevano che quelli fossero dei fondi europei. E infine, questo è un dato incoraggiante, alla domanda se è interessato ad avere informazioni sulla politica di coesione europea e sul fondo FESR, il 74,2% ha risposto sì, quindi c'è questa volontà e questa consapevolezza anche da parte loro e questo interesse ad essere coinvolti, e il 25,8% ha risposto no. Allora, quindi questi dati, come ho già detto, saranno trasmessi alla CRP, alla Commissione europea. Adesso voglio parlare invece della seconda azione che abbiamo realizzato, della seconda attività realizzata, ossia il contest fotografico A Picture of You, dove you sta sia per European Union che per pronome personale tu. Quindi una tua foto, una foto dell'Unione Europea. Il contest è stato aperto nel mese di giugno, è stato chiuso nel mese di agosto ed era rivolto principalmente ai giovani sardi con età compresa tra i 15 e i 18 anni. Abbiamo chiesto loro di fotografare delle opere strutturali finanziate dal fondo FESR, con fondi FESR, e loro hanno fotografato, ovviamente prima hanno fatto una ricerca tramite il sito di Open Coesione e altre metodologie, altre fonti, e poi hanno deciso di fotografare delle strutture che sono ubicate principalmente, queste sono le foto vincitrici, le 4 foto di vincitrici, e sono ubicate a Gavoi, a Orani e a Cagliari. Quindi è interessante sapere che in realtà spesso ci è capitato che magari i ragazzi, anziché cercare, hanno trovato un po' difficile ovviamente accedere al sito di Open Coesione, infatti sono stati supportati anche dalle volontarie europee, da Iulita, dallo staff di Malik, però quando magari si recavano in comune per chiedere ma scusate, io vorrei fotografare una struttura finanziata dal FESR, difficilmente neanche gli addetti ai lavori, quindi i funzionari, sapevano cosa rispondere, quindi non c'era questa consapevolezza perché magari pensano che non siano fondi europei ma fondi regionali, quindi per molti amministratori e funzionari questi sono fondi regionali e quindi non sanno che cosa è finanziato dal FESR piuttosto che dal Fondo di Sviluppo e Coesione oppure da altri fondi. Poi un'altra azione che abbiamo realizzato è quella del contest, del video contest Closer to You, dove anche qua EU sta sia per Unione Europea che per tu, pronome personale, e in questo caso abbiamo chiesto ai ragazzi, ovviamente qua il target di età era più elevato ed era rivolto ai giovani con età compresa tra i 19 e i 34 anni, di intervistare i beneficiari dei progetti attuati in Sardegna o in fase di attuazione con il POR FESR e realizzare un brevissimo video che poi è stato diffuso tramite il canale Instagram e anche il canale Facebook. Il contest è stato aperto dal 10 settembre al 31 ottobre del 2021, quindi si è chiuso di recente, e io vorrei farvi vedere i 4 video vincitori, durano pochissimi minuti e vorrei proiettarli se riesco. Le risorse comunitarie. Ci troviamo
nella Casa della Salute di Gavoi e del territorio della Barbagia. Grazie ai finanziamenti europei POR-FES, questa Casa della Salute ha beneficiato di un contributo che ha potuto rendere operativa questa struttura territoriale e coerentemente la medicina sul territorio. Sono Giorgio Lai, segretario del Comitato Pro Roberto di Gavoi, che ha preso parte al finanziamento alla Casa della Salute per fare in modo che venissero potenziati gli ambulatori di medicina territoriale. L'importanza di questa struttura ha fatto sì che questi paesi potessero beneficiare di un servizio importantissimo. Noi come associazione Comitato Pro Roberto abbiamo contribuito al miglioramento degli ambulatori, in quanto una parte di essi non erano provvisti di attrezzature specialistiche e questo è stato importante per acquistare tutti questi strumenti che hanno in qualche modo reso possibile una medicina territoriale. Allora gli ambulatori di oculistica, gli ambulatori di otorino, il consultorio familiare attraverso l'acquisto dell'ecografo, e quindi questo è stato possibile grazie al comitato che ha creduto in questo progetto con l'azienda sanitaria locale di Nuoro, potenziando e restituendo il senso vero della medicina territoriale. Quindi noi siamo orgogliosi che l'Europa abbia potuto contribuire attraverso i fondi. Grazie alle risorse comunitarie che provengono dalla Comunità Europea, la Regione Sardegna sta intervenendo attraverso il programma POR-FES 2014-20 in diversi ambiti. Interveniamo per la ricerca e innovazione a sostegno del sistema delle imprese che vogliono innovare e fare ricerca, e grazie a queste risorse aggiuntive che si sommano a quelle messe a disposizione dallo Stato e soprattutto dalla Regione Sardegna col bilancio proprio, noi riusciamo a intervenire a sostegno dei cittadini, delle imprese, quindi del sistema produttivo regionale, e anche e soprattutto per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa, quindi della pubblica amministrazione regionale. Quando è accaduto a fine febbraio del 2020 che è nata l'emergenza, si è sviluppata l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, il sistema produttivo è stato messo in grandissima difficoltà perché, come abbiamo vissuto tutti, c'è stato un completo blocco della nostra attività e soprattutto le imprese sono state messe immediatamente nelle condizioni di non poter operare. In questo momento, e siamo a marzo del 2020, la Comunità Europea ha dato una grandissima risposta perché ha costruito un percorso regolamentare con il cosiddetto quadro temporaneo degli aiuti, con il quale ha posto come nuova regola quella di poter sostenere le imprese con i fondi comunitari attraverso prestiti e finanziamenti per liquidità. Noi, come Regione Sardegna, abbiamo attivato uno strumento finanziario in collaborazione con la Banca Europea di Investimenti, il Fondo Emergenza Imprese Sardegna, ovvero abbiamo utilizzato questo meccanismo, creato un rapporto con la costituzione del fondo con la BEI, appunto la Banca Europea di Investimenti, che ci ha consentito di costituire uno strumento finanziario con un fondo all'interno del quale abbiamo inserito queste risorse. Ali ha consentito di poter erogare alle imprese prestiti sino a 5 milioni di euro. Abbiamo una estrema varietà perché le domande sono state intorno a 3.500, la provvista sicuramente non ci consentirà di poterle sostenere tutte. Accanto al finanziamento che viene effettuato a condizioni di mercato per garantire il tasso zero il più possibile, cioè avere una restituzione del solo capitale prestato e l'abbattimento degli interessi associati, questa sovvenzione viene erogata in compensazione alle imprese attraverso il quadro temporaneo. Quindi viene erogato il prestito, viene calcolato sulla base del merito creditizio, come dicevamo, l'interesse, si arriva ad avere la quantificazione poi di una
costo, e questo costo viene abbattuto attraverso questa sovvenzione, questo contributo in conto interessi. Questo è stato il meccanismo che è stato costruito attraverso il contributo della Banca Europea dei 2 intermediari selezionati, e siamo arrivati ad utilizzare circa 120 milioni, perché stiamo ancora completando le ultime erogazioni, del plafond complessivo dei 150. Dovremo completare il tutto entro dicembre. Buongiorno, io mi chiamo Olga Denti, sono il nuovo direttore del centro linguistico, ho sostituito la professoressa Fodde, che è stata il direttore per tanti anni, e in realtà abbiamo anche lavorato insieme, sono stata il suo vice per un po' di tempo, per cui ho acquisito già delle competenze relative ai progetti. Il progetto di cui parliamo oggi è il secondo progetto di cui il centro linguistico si è occupato con un bel finanziamento grazie ai fondi strutturali europei alla regione, e il progetto ha coinvolto veramente tanti studenti dell'Ateneo, ma non solo. Vi do qualche numero: abbiamo avuto oltre 15.000 istanze, 204 più 185 corsi, quindi un totale di 389 corsi, 8.500 partecipanti, un po' meno gli attestati che sono stati rilasciati, perché questo è un po' un problema, se vogliamo. L'unico neo di questi corsi gratis è che gli studenti a volte, proprio perché sono gratis, non li portano a termine. Però devo dire che gli attestati finali sono stati 5.000, abbiamo avuto 10 bandi, abbiamo selezionato docenti, studenti, e devo dire che ha contribuito alla preparazione sulla lingua inglese dei nostri studenti. A tal punto gli studenti erano tanto contenti che ogni volta che pubblicavamo la manifestazione di interesse per i corsi e le iscrizioni, nel giro di pochi minuti i corsi venivano riempiti. Devo dire quindi che questi fondi sono sempre stati estremamente importanti per i nostri studenti e non solo. Io sono Claudia, ho iniziato a lavorare a un'idea di startup che è partita in pieno lockdown, ed è l'idea di creare una community fatta da viaggiatori e residenti di località fuori dai circuiti più battuti, perché molto spesso abbiamo visto che mancano, a volte ci sono delle attrazioni bellissime, ma mancano alcuni servizi di ristorazione, perché magari gli agriturismi chiudono, ci sono pochi ristoranti, e quindi vorremmo coinvolgere gli abitanti del posto che magari offrono un servizio di ristorazione casalinga, quindi fanno mangiare i turisti a casa loro. È un progetto che ci è piaciuto, ma avevamo alcune spese da affrontare proprio per validare l'idea, quindi capire se avrebbe funzionato da un punto di vista normativo, fiscale, l'interesse di mercato. E così abbiamo trovato il Voucher Insight di Sardegna Ricerche, che utilizzando finanziamenti del POR FESR aiuta proprio quelle start-up nella fase di validazione, quindi prima ancora di costituirsi in impresa, proprio aiuta gli start-up ad affrontare quelle spese necessarie per verificare la fattibilità dell'idea. Quindi siamo risultati beneficiari del Voucher Insight, abbiamo utilizzato il voucher per coprire alcune consulenze legali fiscali, per una ricerca di mercato supportata da una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato, che ci ha aiutato quindi a capire meglio il profilo delle persone che potrebbero aderire al progetto, una piccola campagna Facebook per verificare l'interesse appunto degli abitanti e dei residenti in alcuni comuni della Sardegna. Abbiamo visto che molte persone sarebbero interessate proprio perché hanno questa voglia di far conoscere la propria cultura, la propria cucina tradizionale, quindi è stata una campagna positiva per conoscere meglio gli aderenti al programma. E infine ci ha finanziato anche un primo progetto grafico dell'applicazione che abbiamo utilizzato per un primissimo prototipo a cui stiamo ancora lavorando. Quindi insomma questo è stato il risultato del Voucher Insight, siamo molto contenti, è durato un anno e ci ha davvero permesso di capire se andare avanti, infatti alla fine stiamo andando avanti.
Perfetto, allora quindi questi sono i video e le foto che comunque sono risultate vincitrici. Ci tengo a precisare che i premi che noi abbiamo voluto assegnare a questi giovani, a questi ragazzi, sono tutti premi o smart, come ad esempio lo smartwatch, le cuffie Bluetooth e così via, oppure tour e biglietti omaggio per l'ingresso a strutture finanziate col FESR. Quindi abbiamo cercato comunque di scegliere premi che fossero riconducibili alla strategia europea e in generale alla politica di coesione. Allora proseguo quindi con la mia presentazione, quindi questi che vi abbiamo presentato, che avete ascoltato, erano le interviste fatte dai giovani a beneficiari del POR FESR. In particolar modo è stata fatta l'intervista all'ingegner Marco Nasedu, che è il referente dell'asse 3 della regione Sardegna, alla professoressa Olga Denti, che è la direttrice del centro linguistico d'Ateneo, che ha beneficiato anch'esso dei fondi del POR FESR, e poi Giorgio Lai, segretario del comitato Pro Roberto di Gavoi, e Claudia Tola, l'ideatrice della startup Tour My Table. Oltre a queste attività abbiamo organizzato, in collaborazione con Focus Europe, quindi magari poi Daniele Gizzi ci dirà qualcosa su questa attività, 3 sessioni formative rivolte agli amministratori e ai funzionari. Queste 3 sessioni formative sulla politica di coesione e Next Generation EU sono state realizzate a Nuoro, presso la sede dello Europe Direct, e a Seulo, no scusate, a Ollollai. Invece i 5 laboratori di progettazione partecipata e di capacity building, poi Daniele ci dirà qualcosa sui risultati di questi incontri con gli amministratori di funzionari. Invece i 5 laboratori di progettazione partecipata agli incontri territoriali di capacity building sono stati realizzati con la collaborazione degli esperti di Interforum, che è una società specializzata in progettazione europea che ha sede a Cagliari, e abbiamo voluto dedicare ciascun incontro ai 5 obiettivi specifici, 5 obiettivi tematici del POR FESR, quindi un'Europa più intelligente, un'Europa più connessa, un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai cittadini, un'Europa più verde, e abbiamo realizzato 3 incontri qua a Nuoro, un incontro a Seulo e un incontro a Ollollai. Poi vi dirò che cosa è emerso da questi incontri. Gli incontri sono stati realizzati nei mesi di ottobre e di novembre. Il target è rappresentato dai giovani con età compresa tra i 19 e i 34 anni e anche agli amministratori e ai rappresentanti della società civile. Ad esempio a Seulo abbiamo avuto anche la partecipazione dell'Ecomuseo, oltre che degli amministratori, lo stesso a Ollollai, ma anche a Nuoro c'è stata una partecipazione molto attiva da parte degli amministratori, ma in generale anche delle cooperative che si occupano di sociale, anche perché a Nuoro abbiamo voluto dedicare anche il tema dell'Europa più sociale. Che cosa è emerso? Allora, intanto hanno partecipato a questi incontri 60 persone tra giovani e amministratori locali, e i temi trattati anche dagli esperti e dai facilitatori di Interforum durante il loro intervento hanno riguardato la politica di coesione 2021-2027, quindi c'era un'introduzione sull'obiettivo specifico, sull'obiettivo strategico, poi successivamente un approfondimento da parte di un esperto e il lavoro di facilitazione e di raccolta delle idee e delle impressioni dei cittadini e dei partecipanti. È emerso intanto che le parole chiave, diciamo, che comunque saranno riportate in maniera molto più approfondita nel report che trasmetteremo, che il territorio può essere più connesso se è vicino, se è vivibile, se è accessibile, se è comodo, se è veloce, che può essere più sociale se è inclusivo, aggregato, integrato, se c'è un miglioramento della sanità, questo è un tema che era molto frequente, se c'è una maggiore occupazione giovanile, se sono valorizzate le diversità, che è più vicino se c'è dialogo, c'è un approccio dal basso verso l'alto, bottom up, se ci sono servizi, se si parla non più di aree periferiche ma di città-territorio, quindi comuni che creano sinergie e che decidono anche di dividersi i servizi e di essere organizzati come città, una cosa che sta già succedendo ad esempio anche nella nostra Unione dei Comuni, dove si parla sempre di più di città-territorio, se c'è turismo, se c'è senso di appartenenza all'Unione Europea, semplificazione e ovviamente trasporti.
Il territorio può essere più verde se c'è dialogo, anche qua se c'è un approccio bottom-up, se c'è tutela ambientale, se c'è la tutela delle biodiversità e se c'è mobilità sostenibile. E il territorio può essere invece più intelligente se è innovativo, digitale, connesso e competente. Ci sono alcuni temi trasversali che comunque sono stati molto frequenti, come ad esempio l'esigenza evidenziata di formazione, di crescita e di sviluppo delle competenze su differenti ambiti, quindi ad esempio sui temi della strategia di specializzazione intelligente, attraverso il rafforzamento di strumenti e il miglioramento di strumenti che esistono già. Ad esempio, anche se riguarda più il Fondo Sociale Europeo che non il FESR, si è parlato tantissimo di programmi come il Master and Back, Sarnia Speaks English, Green and Blue Economy, e sono stati ritenuti dei progetti molto molto validi, quindi c'è la richiesta proprio, e questo è emerso in tutti gli incontri tematici, di proseguire su questa via, migliorare i programmi e quindi continuare a rafforzare lo sviluppo delle competenze. E poi anche una maggiore attivazione di meccanismi di progettazione dal basso. Quindi Francesco Amadeo parlava di partecipazione. Questa è un'esigenza che è molto sentita e che è emersa anche durante questi incontri. Quindi c'è la necessità di sentirsi parte attiva, non soltanto in fase di attuazione e di monitoraggio, ma anche e soprattutto in fase di elaborazione. Quindi è stata auspicata in più occasioni la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. E poi anche la sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai temi e agli obiettivi delle politiche comunitarie, la semplificazione delle procedure e dei meccanismi di accesso ai fondi, e questo è veramente stato una richiesta onnipresente, e il miglioramento e il rafforzamento delle competenze anche nelle pubbliche amministrazioni, quindi formazione, rafforzamento delle competenze, coinvolgimento dei cittadini dal basso verso l'alto e rafforzamento dei programmi che comunque già prevedono lo sviluppo delle competenze trasversali. Si sono svolti anche 2 incontri di cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Nuoro e di Seulo. Di questo ci parlerà Daniele Egizzi, perché è un'attività che in realtà non era prevista inizialmente nel progetto, però poi abbiamo voluto implementarla ed attuarla con la collaborazione di Focus Europe. Abbiamo incontrato i ragazzi del liceo classico che oggi sono qua presenti. Alcuni non erano presenti la volta scorsa, però oggi molti altri sì. Quali sono state le modalità di diffusione e di disseminazione dei risultati? Ovviamente il sito dell'associazione Malik, il blog del progetto che vi faccio vedere brevemente, ed è questo. Quindi il blog era aggiornato costantemente. Potete trovare quindi una sezione dedicata al progetto, le news, la rassegna stampa e i contatti. Poi ovviamente anche i siti di tutti i partner coinvolti, quindi il sito dell'associazione Malik, ma anche degli altri partner coinvolti, i social network, quindi le pagine Facebook, Instagram e il canale YouTube, che sono stati fondamentali per la diffusione dei video e delle foto all'interno dei contest fotografici e dei video contest. Poi anche il canale Telegram di Jacopo dell'associazione Malik e dello Sportello in Spalla, che è la rete dell'associazione Malik, StreamYard e altre applicazioni. Comunicati stampa, le testate giornalistiche regionali, quindi la Nuova Sardegna e l'Unione Sarda, ovviamente anche email, newsletter, quelle di Sportello in Spalla, quindi abbiamo utilizzato i contatti di Malik della rete di Sportello in Spalla, e poi eventi di comunicazione e di disseminazione dei risultati, e poi ovviamente il report finale che trasmetteremo nei prossimi giorni. Questi sono quindi questo è il blog, questo è l'account Instagram. Questa è un po' di rassegna stampa, quindi sull'Unione Sarda, i principali quotidiani regionali. E ora che siamo giunti alla fine del progetto, ci siamo, come anticipato all'inizio, impegnati a trasmettere i risultati dei questionari e degli incontri territoriali al centro di programmazione della Regione Sardegna, affinché le esigenze di tutte le aree, quindi anche della nostra area rurale e periferica per molti aspetti della Barbagia, comunque del centro Sardegna, affinché le nostre esigenze possano essere prese in considerazione anche in fase di predisposizione del POR FESR e anche del POR del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Ho cercato di essere sintetica. Nel frattempo è arrivato anche Filippo Spano, quindi io
chiederei a Filippo di avvicinarsi e di fare un piccolo intervento, un saluto a nome dell'amministrazione comunale di Nuoro. Sì, grazie, sarò telegrafico, ma tanto saluto i colleghi amministratori sindaci che sono qui presenti, tutto lo staff di Malik, di Focus Europe, che credo ci segua a distanza. Ci lasciamo la mascherina. Volevo dire solo alcune cose, ma soprattutto credo a beneficio dei ragazzi che sono qui presenti. Noi abbiamo aderito a un partenariato con Focus Europe, con Malik, ma anche con Focus Europe in maniera reciproca. E cioè siamo dei soggetti, alcuni sono istituzionali, altri sono associativi, altri sono tecnici, che però stanno compiendo un cammino insieme. Ecco perché mi rivolgo soprattutto, non me ne vorrete voi, o il mio responsabile dello Europe Direct Center che è qui presente, Salvatore Boeddu, ma voglio soprattutto parlare ai giovani che sono qui in aula, perché vorrei lanciare alcuni messaggi e anche alcuni ganci, alcune idee che vorrei vi portaste a casa, informazioni che poi vi servano per il futuro. Intanto riusciamo a costruire un sistema che dia delle strade, delle opportunità se collaboriamo tutti. Tutti coloro che hanno sensibilità, che abbiano conoscenze, che abbiano competenze, che abbiano capacità di seguire le strade dello sviluppo, devono collaborare. Credo che sia una questione valida non solo per le istituzioni, ma sia una questione valida per ognuno di noi, nei rapporti personali, nei rapporti di gruppo, nei rapporti di lavoro, scolastici, eccetera. E questa è la prima cosa che voglio sottolineare di questo progetto. Avevamo già collaborato con Malik, abbiamo ripreso questa collaborazione in un contesto, e qui vengo al secondo punto, nel quale siamo convinti che ci siano grandi opportunità in questo periodo per coloro che, collaborando, seguono le strade di cui parlavo prima. Perché ci sono grandi opportunità? Intanto perché ci sono due fasi della programmazione generale, della programmazione dello sviluppo, dei fondi di vario genere, per come si stanno orientando, che suggeriscono che questa è una fase importante soprattutto per le zone interne della Sardegna. Però bisogna essere pronti. Essere pronti non vuol dire solamente avere un bravo progettista che ti fa le cose. Essere pronti vuol dire avere consapevolezza delle cose che vogliamo e averne consapevolezza insieme dei bisogni che abbiamo. Ecco perché questo discorso lo rivolgo soprattutto ai ragazzi che sono qui presenti. Perché se chiedete a me, allora io ho 57 anni, sono un professionista, sono anche amministratore locale, ho fatto la mia strada, eccetera. Se chiedete a me quali sono i miei bisogni, vi dirò dei bisogni di un professionista e amministratore locale di 57 anni. Se io chiedo a voi dei bisogni che avete, sicuramente avete altri bisogni. Però mettendo insieme i bisogni di tutti, forse, anzi sicuramente, possiamo costruire un'idea della Sardegna che vogliamo domani, dell'area nuorese che vogliamo domani, dell'area della Barbagia di Seullo e di Online che vogliamo domani. E abbiamo la possibilità di farlo perché lo possiamo fare in un contesto che ci aiuta, che ci sostiene. Però dobbiamo essere, prima di tutto, capaci di unità tra di noi e quindi capaci di trovare anche quelle mediazioni, che è una brutta parola mediazione, no? Sembra molto politica, ma
la pratichiamo ogni giorno in casa, in famiglia, tra amici, nelle associazioni sportive, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole. Ognuno porta un pezzo di sé, lo mette insieme agli altri e insieme magari si trova una cosa più importante. Ecco, in questo momento costruire capacità di unità, tirare fuori le proprie idee, dire in che cosa credo io, di che cosa ho bisogno, cosa vorrei, è una cosa fondamentale, e poi lo trasformi in proposte attraverso la competenza. Malik con questo percorso ha aiutato tutti noi a fare una cosa, a trasformare idee, emozioni, sensazioni, bisogni in competenza. Cioè ha iniziato a dire: ragazzi, prima ditemi che cosa volete, poi però costruiamolo insieme questo che cosa volete. E ce l'ha detto anche a noi istituzioni. Il Comune di Nuoro sta facendo delle azioni insieme a tutta l'area vasta e vorremmo farla insieme a tutta l'area delle zone interne della Sardegna. Sta costruendo progetti che riguardano bisogni. Torneremo, adesso io non so i ragazzi che ci sono qui di quali scuole o associazioni appartengono, se sono solamente di Nuoro, sono anche dell'area della Barbagia di Seulo, però noi stiamo costruendo una serie di progetti, lo stiamo facendo insieme. Questo è un primo passo molto importante, soprattutto per la consapevolezza. Stiamo andando nelle scuole, stiamo cercando tramite le scuole e tramite i sistemi associativi di fare sì che questo non sia solamente una promessa che poi vi lascia così per aria per il prossimo futuro, ma sia una cosa che abbia una continuità. Quindi io credo che l'importanza, almeno la promessa che ci siamo fatti vicendevolmente con Malik, con gli altri comuni, con le associazioni che stanno seguendo questi processi è dobbiamo essere seri e continuare secondo questa modalità. Torneremo a bussare alle vostre porte e busseremo sempre più forte, diceva anche una canzone, perché dobbiamo essere coerenti. Non sempre si è coerenti, non sempre si segue sempre la stessa direzione di marcia nel tempo. Se riusciremo a essere coerenti e a seguire sempre la stessa direzione di marcia, daremo delle idee di futuro. Però a voi sta il compito di stimolare, di partecipare, di portare la vostra voce. Nessuno si deve sentire escluso da questo, anche nel piccolo. Anche nel piccolo. Ci sono gli strumenti perché ognuno possa portare la sua idea di futuro, la sua personale idea di futuro, i suoi bisogni, e questi si possano trasformare tutti in quello che vuole. No, bisogna che ce lo diciamo, ma in quello che alla fine vogliamo tutti insieme. Credo di poter lasciare solo questo messaggio. Vi ringrazio molto per il lavoro che avete fatto, è solo l'inizio di un cammino insieme e sono convinto che lo faremo per bene. Grazie. Grazie Filippo, grazie mille. E io a questo punto chiederei a Daniele Gizzi di Focus Europe di raccontarci qual è l'attività che abbiamo realizzato, quali sono le attività che sono state realizzate a Nuoro, a Seulo e a Ollollai, e nel frattempo magari io proietto alcune immagini. Prego Daniele. Buongiorno, grazie Claudia, grazie a tutti per avermi invitato. Io sono Daniele Gizzi, appunto collaboro con l'associazione Focus Europe e sono ho seguito il progetto Jacopo nella sua parte di incontri con il territorio e ho avuto il piacere appunto di insieme all'associazione Malik e ai comuni di Nuoro, di Ollollai, di Seulo di organizzare gli incontri operativi sul territorio. La mia, diciamo, è già stato detto tanto, se non quasi tutto, giusto porterò la mia esperienza di quello che abbiamo fatto insieme, insomma, dalla parte come formatore, animatore, se vogliamo, di questi incontri.
E qual era l'obiettivo? Sostanzialmente abbiamo cercato, organizzati per diversi target group, quindi studenti delle scuole medie, studenti delle scuole superiori, amministratori locali, privati cittadini, di parlare un po' insieme sia ovviamente di politica di coesione e anche poi indirettamente dell'Unione Europea, di che cosa è l'Unione Europea, di che cosa fa, quali sono i vantaggi, quali sono le opportunità, ovviamente con un messaggio targetizzato in coerenza con i nostri con gli utenti del momento. Come abbiamo fatto, abbiamo iniziato questo percorso nei primi di agosto, il 3 e il 4 agosto, prima a Nuoro e poi ad Olollai con gli amministratori locali, diciamo assessori, sindaci, ma anche funzionari, e chiaramente in quell'occasione ci siamo concentrati su più quelle che erano le opportunità di finanziamento per gli enti locali, come prepararsi alle nuove sfide lanciate dalla nuova programmazione 2021-2027 della Commissione Europea, e appunto anche raccogliere idee, suggerimenti su come noi possiamo supportare, come noi possiamo interagire con loro per far sì, diciamo, che la sfida sia vinta. La metodologia, questo mi premeva sottolinearlo, è un po' di tutti gli incontri, ovviamente caratterizzata, differenziata, ripeto, sempre a seconda di chi avevamo di fronte, è sempre stata quella del dialogo. Crediamo molto in un approccio dialogato, anche critico, perché lì sicuramente ci sono anche delle criticità quando si parla di Unione Europea, quando si parla di fondi europei, ma un approccio critico propositivo, proprio mirato a far crescere reciprocamente sia a chi ha partecipato a questi incontri, ma sia anche noi che poi andavamo ad incontrare i soggetti del territorio. Questo approccio ci ha accompagnato in tutti appunto gli appuntamenti, compreso anche quello, come vedete adesso nelle foto, che si è concluso, diciamo, qualche settimana fa a Seul e a Nuoro. A Seul abbiamo incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola media. Ovviamente abbiamo parlato in modo più giocoso, scherzoso dell'Unione Europea, abbiamo distribuito dei libricini che avevamo fatto arrivare direttamente dalla Commissione Europea sul titolo Esploriamo l'Europa, no? un opuscolo molto ben fatto, con giochi, con giochi ludici formativi per i ragazzi, dove erano riportate le informazioni sulla storia, sulle tradizioni, sulle lingue, sull'azione dell'Unione Europea, sull'importanza dell'Unione Europea. Il giorno seguente a Nuoro abbiamo invece incontrato i ragazzi del liceo, che mi sembra di capire ci stiano seguendo, e ringrazio ancora sia per la loro partecipazione oggi, ma anche per quegli incontri, perché sono stati veramente estremamente stimolanti, perché insomma anche un po' più grandicelli sicuramente rispetto ai ragazzi di Seulo. Siamo riusciti insomma a veramente instaurare un dialogo anche critico sull'Unione Europea, su come dovrebbe essere, quali sono i vantaggi, quali sono le grandi conquiste fatte, ma anche quelle, insomma, il tanto lavoro che sicuramente c'è ancora da fare. Ripeto, la metodologia è sempre stata quella partecipata e di dialogo. Non credo nell'andare a insegnare niente a nessuno, ma anzi nel crescere insieme su degli spunti di riflessione che noi abbiamo portato con i nostri interlocutori. Proprio per diciamo concludere, sicuramente questa è stata un'iniziativa che dal nostro punto di vista è stata di fortissimo interesse, perché ci ha cresciuto anche noi, ci ha fatto capire anche alcuni punti di vista delle realtà più magari in alcuni casi meno urbane di altre. Sicuramente Seul e Olollai non sono Nuoro, ma tuttavia la risposta da parte sia dei ragazzi più giovani che dei più grandi, ma anche degli amministratori locali e funzionari è stata veramente importante, sia in termini numerici, relativamente chiaramente anche alle aree dove eravamo, ma anche in termini contenutistici e di partecipazione.
quindi diciamo sono veramente partecipato a questa avventura con piacere, grazie anche alla disponibilità di tutti i partner progettuali. E, insomma, speriamo che questo era il primo passo per affacciarci alla nuova programmazione 2021-2027. Il 2021 è quasi alle spalle, vediamo nel 2022 di continuare e magari lavorare anche concretamente nella presentazione di altre iniziative progettuali. Grazie Claudia. Grazie a te Daniele, ti ringrazio. Allora a questo punto io chiederei a Salvatore Boeddu di portare un saluto e di intervenire, di raccontarci anche qualcosa sul progetto a scuola di Open Coesione. Sì, buongiorno a tutti. Io però forse dovresti avvicinarti. Non ho capito. Ecco, avvicinati un pochino. Così, perfetto. Buongiorno a tutti, mi fa piacere trovare. Questa settimana è stata una settimana molto, intensa. L'abbiamo iniziata con gli studenti e la concludiamo con gli studenti. E tutti gli interventi che hanno preceduto il mio, molto si è detto sull'importanza di avere questo continuo contatto e confronto con i giovani. Il sindaco di Odolai diceva che bisogna dare spazio ai giovani. Sottoscrivo, anche perché per me, per la mia esperienza, dopo 25 anni sto cercando giovani che mi sostituiscano, però questo non significa che in qualche maniera mi fa piacere, perché nel frattempo ho maturato in me un senso di appartenenza all'Europa e quindi ho il senso di cittadinanza. Mi sento cittadino europeo di Serie A, pur stando in un'isola ai confini dell'impero. Siamo cittadini di Serie A, però dobbiamo circondarci di giovani che portino l'esperienza, le idee e i ragionamenti dei giovani, in senso tecnologico, in senso di approccio, in senso di originalità nell'essere e nel dare un contributo attivo di partecipazione. Io sono, ripeto, iniziano ad essere tanti, responsabile di un centro europeo di informazione che è nato a Nuoro nel 1996. Passato un po' di tempo. In quel tempo c'era il deserto del senso di appartenenza all'Europa, del senso anche della competenza. Nessuno immaginava che poi si sarebbero sviluppati in quegli anni delle competenze di tipo regionale, di tipo locale e di tipo anche governativo, che in qualche maniera poi hanno potuto dare risposta, anche perché abbiamo scoperto i fondi strutturali, la politica di coesione e quello che andava fatto in Sardegna in un contesto completamente diverso. Ora introduco un dato, un'informazione nuova. Nella nuova fase di programmazione della politica di coesione 2021-2027, noi con i dati statistici e economici che sono stati certificati, tecnicamente stiamo facendo un passo indietro, stiamo rientrando in una situazione che è di ulteriore crisi, di ulteriore disagio. Siamo stati classificati in quel periodo in una situazione completamente diversa. In sé il dato non è incoraggiante, non è motivo di vanto, però è vero anche che se siamo stati dall'Unione Europea, dal sistema degli indicatori dell'Unione Europea, siamo stati classificati in questa fase, questa volta, dal 2021 al 2027, arriveranno tanti di quei soldi che a un certo punto ci sarà un problema vero, che è quello, è una domanda che vi dovete fare voi e ci dobbiamo fare noi come adulti. Riusciremo a spenderli? Primo. Riusciremo a spenderli bene? Secondo. Questa è una grande responsabilità che interessa le autorità regionali, le autorità locali, i sindaci, ma interessa anche tutta la comunità, il partenariato, le associazioni, i dipendenti pubblici, che chiedono ad esempio che sulla performance, sulla capacità di spendere questi soldi, possano partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione perché possano progettare, possano gestire progetti di fondi europei, li possano rendicontare, una parola nuova per voi, forse anche complicata, ma quando il progetto e il finanziamento viene
ricevuto deve essere gestito secondo norme e poi rendicontato, cioè hai speso 1.000, quei 1.000 euro devono essere rendicontati e quindi ti chiedono tutte le pezze giustificative. Io purtroppo poi, essendo anche un funzionario comunale, come vedete, vado a finire nel gergo e nel tecnicismo. La pezza giustificativa è una fattura, uno scontrino. Ecco, diciamo che il procedimento di utilizzo dei fondi europei è questo. Noi abbiamo un mandato nuovo, 2021-2025, nel senso che il Comune di Nuoro, che è la struttura che ci ospita, grazie, non avevo visto che avevi proiettato, ecco qua, incontra, chiedi, partecipa. Cercheremo dal 2021 al 2025 di declinare in termini pratici, concreti, incontra, chiedi, partecipa. Saremo una sorta di centro di prossimità, un centro che si rivolge ai cittadini, ma rivolgendosi ai cittadini si rivolge a tutti. Si rivolge agli studenti, si rivolge agli agricoltori e ai pastori, si rivolge agli studenti universitari, si rivolge alle pubbliche amministrazioni. E cercheremo di fare questo lavoro, questo servizio, come è stato detto, non da soli. Qui da soli nessuno non ce la fa a cercare di dare un contributo a risolvere i problemi di questo territorio, e cercheremo di farlo anche insieme a voi. Questo mi consente di dire che da 4 anni stiamo sostenendo diciamo, il MIUR e l'Agenzia di Coesione del Governo italiano, insieme alle autorità regionali, hanno chiesto ai centri europei di informazione di promuovere un progetto per le scuole che si chiama Scuola di Open Coesione. A me piace qua ricordare che 5 anni fa il primo liceo che ha partecipato in maniera competente e adeguata a quel concorso nazionale è stato il liceo classico. Mi dispiace dire che dopo quella bella performance poi il liceo classico non ha più partecipato a quel progetto. Partecipò lavorando, così vi spiego anche cos'è questo progetto, impegnandosi, o comunque ha scelto quella classe di allora di studiare il rifacimento delle piazze del centro storico di Nuoro. Il progetto si chiama Praza de Llanas e effettivamente l'allora sindaco Mario Zidda lavorò per realizzare il rifacimento di tutta una serie di piazze del centro storico. L'interesse di quel progetto ha messo insieme un gruppo di ragazzi e di ragazze, soprattutto di ragazze, che organizzò un sistema di ricerca e di approfondimento che per questi anni è ancora molto innovativo, perché si basa su temi e su concetti che voi non troverete nel vostro piano di studio. Quando si dice open coesione, si dice open, cioè si dice lo studio dei dati aperti. I dati aperti sono una novità in questo contesto. E significa sostanzialmente che prendete i dati, che leggete, che studiate, che vi rappresentano in una tabella di Word o di Excel, e li invece li dovete considerare come dati aperti che possono creare addirittura economia. Cioè dallo studio e dall'utilizzo dei dati aperti si sono costruiti anche posti di lavoro. Sono quei dati, i dati aperti, che ci consentono oggi di sapere come sta andando la pandemia, perché non sono dati chiusi. Non sono dati nascosti, sono dati chiari, dati trasparenti e dati quindi aperti e utilizzabili. L'altra parola di cui si è parlato tutta la mattina è la parola coesione, ma immaginate che nel gruppo di lavoro che studia e partecipa al progetto di A Scuola di Open Coesione c'è la possibilità di diventare giornalisti, sarebbe l'inglesismo sarebbe il data journalist, ma è sostanzialmente il giornalista, lo studente che diventa giornalista e che indaga e che verifica e che cerca e che si chiede: ma il sindaco del mio comune quell'opera l'ha fatta? L'ha finita? Perché non l'ha conclusa? Perché per esempio a Nuoro si parla di 1, 2, 3 incompiute? Quindi sostanzialmente esercitando, partecipando a questo progetto diventate cittadini e studenti che fanno monitoraggio civico, cioè controllano qual è l'azione amministrativa dei vostri amministratori locali, che non è una cosa negativa, non è una sfida,
è esercitare il diritto di cittadinanza, essere cittadini attivi, partecipi e solidali. Bene, e concludo questo ricordo anche del classico di allora. Il classico in quella classifica nazionale si classificò al 5º posto nazionale. Per quelle, diciamo, concorso nazionale, ancora oggi ci sono premi importantissimi, come ad esempio il viaggio a Bruxelles, come ad esempio il viaggio per visitare il Senato, ospiti del Presidente del Senato, e perché siamo anche fortunati perché l'autorità di gestione, Elena Catte, che avete ascoltato prima, l'autorità di gestione del Fondo FESR della Regione Sardegna ha deciso di sostenere per la Sardegna il progetto A Scuola di Open Coesione e offre premi regionali alla graduatoria regionale di A Scuola di Open Coesione. Io mi auguro davvero che il prossimo anno, quest'anno non ce l'abbiamo fatta, io sono in stretto contatto continuo con il preside Antonio Fada, ci parliamo sempre. Adesso ad esempio vi devo introdurre un'altra novità: abbiamo invitato gli istituti superiori di Nuoro, e speriamo di farlo anche con quelli di area vasta, di aderire al servizio civile universale, perché vorremmo che i volontari di servizio civile potessero partecipare non solo alle attività, diciamo, di volontariato a supporto per esempio di un'amministrazione comunale, ma possano anche dare il loro contributo nelle scuole superiori. Abbiamo già iniziato con gli istituti comprensivi, adesso piano piano abbiamo coinvolto, e devo dire che abbiamo un grande riscontro anche dagli istituti superiori. Quindi c'è un incrocio di iniziative, di soggetti, di attori che partecipano tutti insieme per cercare di, alla fin fine, di mettere al centro di tutto, e cioè quello di essere cittadini europei attivi, solidali e cittadini di serie A, perché l'Unione Europea, nella Carta dei diritti fondamentali, riconoscendo e difendendo tutti i diritti fondamentali della persona, non fa differenza fra chi sta a Parigi e chi sta a Nuoro, fra chi sta a Hololai e sta a Copenaghen. Siamo tutti uguali, però tutti dobbiamo essere pronti ad intercettare e utilizzare i fondi europei. Quindi in bocca al lupo per il vostro futuro, e ci trovate nella centralissima via Manzoni 83, sotto il Tribunale. Siamo aperti ogni giorno e siamo a disposizione per collaborare con voi e per dare tutte le informazioni che necessitano. Va bene? Grazie mille, grazie. Aspetta un attimo. Grazie mille Salvatore per il tuo intervento, e auspichiamo un ritorno del liceo classico Giorgio Asproni nel progetto Scuola di Open Coesione. Approfittiamo anche della presenza dei ragazzi e degli insegnanti. Io darei adesso la parola per l'ultimo intervento. Se qualcuno deve andare via può andare tranquillamente, però devo dare la parola alla... Siccome i ragazzi devono prendere l'autobus e devono arrivare fino alla scuola, mi hanno detto insomma che devono andare via immediatamente. Sì, ok. Allora io darò... Grazie ai giovani del liceo. Okay, qualcuno resta, e io darei la parola adesso a Eleonora Fiorello, che è la Program Assistant della DG Regio della Commissione Europea, e vorremmo avere un feedback e un intervento conclusivo. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Io sono Eleonora Fiorello, lavoro in DG Regio, come è stato detto, lavoro da poco tempo appunto sulla Sardegna con la collega Francesca Raimondi, di cui vi porto i saluti. Vi ringrazio per l'invito a questo evento, ringrazio gli organizzatori, le autorità e soprattutto tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno partecipato sia a questo evento sia al progetto. Ho ascoltato con molto interesse la descrizione del progetto e dei risultati. Sicuramente, come è già stato detto, il progetto è molto interessante e sicuramente non finisce qui, nel senso che può essere un ottimo spunto sia per i territori interessati da questo progetto, sia per altri territori della Sardegna. Io dicevo, lavoro da poco sulla Sardegna qui in commissione, ma una delle prime cose di cui mi sono accorta e che ho notato
è la grande esperienza e la grande propensione della Sardegna per i processi partecipativi, per l'inclusione e per l'ascolto del territorio nella definizione delle politiche territoriali. Quindi questo progetto è un ulteriore esempio, è fondamentale anche per quello che diceva il collega Amodeo prima sul fatto che l'anno 2022 per l'Unione Europea sarà l'anno della gioventù. Non è un'etichetta, non è uno slogan, ma è proprio una consapevolezza dell'importanza della nostra gioventù e dei nostri giovani e della loro partecipazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche territoriali e delle politiche di coesione. Siamo consapevoli che la partecipazione e la cittadinanza attiva non siano facili, sia per chi li organizza sia per chi partecipa, quindi spero che questo progetto abbia permesso alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato di vedere non solo la difficoltà ma anche il beneficio che si può avere da questo tipo di attività e che quindi li abbia incoraggiati a continuare su questa strada e perché no anche a invogliare e coinvolgere altri coetanei in questo tipo di azioni. I risultati sono molto interessanti, mi sembra che ci sia una volontà e una disponibilità da parte sia degli amministratori che dei giovani ad essere più informati e a ricevere formazione e informazione sulle politiche di coesione e le politiche territoriali, questo è molto incoraggiante. Adesso viene il momento chiave, quindi fino ad ora avete avuto il tempo, il modo di condividere appunto i bisogni di cui si parlava prima e di lavorare insieme. Adesso bisogna fare il passaggio successivo, ovvero questi bisogni devono essere ascoltati, devono essere presi in considerazione e so che questa cosa sicuramente sarà fatta dal Centro Regionale di Programmazione, quindi ringrazio Elena Catte che è appunto intervenuta prima e sicuramente so che nelle sue buone mani, nelle buone mani di tutti i colleghi del Centro Regionale, questi risultati e le vostre indicazioni troveranno ascolto e saranno utili per dare forma, per contribuire a dare forma al nuovo programma del periodo 21-27. Quindi ecco, concludo qui, vi ringrazio di nuovo molto e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie mille, grazie Eleonora per questo preziosissimo intervento. Io ringrazio ancora una volta tutti coloro che sono intervenuti, chi ci ha seguiti da casa, ringrazio il liceo classico Giorgia Sproni, tutti gli amministratori e i relatori presenti e niente, chiudiamo qua. Grazie ancora.